Buonasera, siamo qui dalla Società Alpina Friulana per il terzo appuntamento dei Giovedì dell'Alpina, organizzati dalla Commissione Culturale Divulgativa della SAF con il sostegno della Fondazione Friuli. Questa è una serata speciale, veramente importante, perché sarà dedicata al K2 ieri e oggi. Infatti abbiamo qui con noi Maria Emanuela Desio, che è la figlia di Ardito Desio, che fu il capo spedizione nel 1954, e abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Mingma G. Sherpa, che è stato uno dei capi e anche dei salitori per la prima volta, questo 16 gennaio 2021, del K2 in inverno. Buonasera Mingma G. Hello, good evening. Thanks Hello, good evening, Italy. Hello, good evening. Grazie e un saluto carissimo a Mariella Desio. Buonasera. Saluti. Buonasera, buonasera. Saluti a tutti. Grazie. Abbiamo anche con noi il console onorario del Nepal in Italia, Paolo Nugari. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per questo invito. E poi abbiamo con noi Umberto Sello della Società Alpina Friulana, il nostro responsabile della parte archivistica, che appunto ci parlerà poi della storia lunga e magnifica di Ardito Desio. Buonasera. Buonasera a tutti. E ultimo, ma non per ultimo, anzi importantissimo, Giuseppe Muscio, che è il direttore del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, il quale è anche il curatore dell'Archivio Desio, che da poco è arrivato a Udine grazie alla figlia Mariella Desio. Buonasera. Buonasera a tutti. Non solo la conquista della vetta è stata memorabile, ma anche il modo in cui essa è avvenuta, no? Infatti voi vedrete che in questo video realizzato dagli stessi salitori, fra cui appunto Mingma, vedremo il perché. Yeah, proud moment. Bravo. Congratulations. Congratulations. Thank you. It's great to having you here, Mingma G. And lo dico prima in italiano, first in Italian, then in English. Tutto questo, questa serata è possibile proprio grazie alla intercessione e anche alla passione di Maria Emanuela Desio, che non appena è venuta a sapere di questa ascesa e di questa spedizione vittoriosa, ha scritto ai 10 nepalesi che appunto hanno compiuto questa impresa e complimentandosi, emozionata, perché ha spiegato e ha rivissuto proprio gli stessi momenti in cui lei era una ragazza e suo padre appunto guidò la spedizione il 31 luglio appunto, che arrivò sulla vetta, appunto Lacedelli e compagnoni arrivarono in cima. E tutto questo è stato possibile grazie appunto all'intercessione, all'appoggio di Paolo Nugari, appunto il console onorario del Nepal in Italia, che appunto poi a cui poi chiederemo anche alcune informazioni anche
su vari aspetti anche del Nepal e del rapporto tra il Nepal e l'Italia. Per cui siamo qui proprio grazie a questo e ora facciamo qualche domanda a Migma G, che abbiamo l'onore di essere qui. Migma, congratulations for your ascent. Again, I was just saying that Mariella immediately wrote you, Mariella Desio, the daughter of Ardito Desio, to congratulate, to say that you have been great, and that's why now you're here with us. After watching this video, what are your feelings now? How do you feel? Actually, this is a very great moment. When we reached the summit, we had this moment with us, and now we can just enjoy the moment, just checking these videos on the internet or checking this video on our mobile phone. So this will be a like proud moment for my whole career. Yes. Mariella, vuoi dire qualcosa a proposito di questo? Mariella, do you want to say something about this? Well, I must say that I went back in the time nearly 70 years ago, remembering the big emotion of my father's expedition to the K2. It was K2 is very important for me. It's not only, I don't know, I never been there. So I know it just from the images of a lot of images of my archive, about the archive, about 30,000 images, and a lot of them are of Karakoram and Himalaya. So I have passed one per one. I must say, I know I cannot go now. I am too old to the top, but I would be very happy if I could go to Nepal and maybe see the K2 from the, I don't know from where, it is possible for me. Well, grazie Mariella. Migma, Yes. we just said that Mariella said that she was really moved by your ascent. But how did you make it? Because still K2 is really a difficult, a technical ascent, a technical mountain. There are people who are still trying and cannot make it. Unfortunately, we had some tragedies even this year that sadly changed also the mood of your incredible success. But what can you say about this? How was it really possible that K2 was not conquered in winter until now, and then finally you made it, you 10 Sherpa people? I think the success on K2 this year was because of the unity. Lots of pioneer climbers, they tried K2 previously, like since 1987. It started from 1987. So till now, it's almost like 34 years people have been trying. And previously there were lots of team tried. And if we just take the example of 2016, 16-17 winter. So there was a team from Poland and there was a team from Spain. So there were like only two teams, and they were like competing each others. One team was climbing from Sejan side, another team was climbing from Abruzzi sides, and there was no unity. So if they had like kind of unity, like this time we had, probably K2 should have been conquered earlier. But this year,
the success is just because of the unity. There were like different teams, and there was a team that I lead, and there was team that was led by Nirmal Purcha, Nims Dai. So when we reached in Pakistan, we two teams got same plan. We got together. We joined our hands, and after we joined the hands, everything was easier. The weather, the favor our work. In the beginning, like the weather was not showing that good, but when Nim's team and my team we joined together, the weather keeps on changing and keep to be like changed to be good, and which was good for us. And like on 14, 15, 16, like 4 days, there were the weather only for 4 days, and 4 days we worked very hard. If only my team was there, then it was almost sure that we may had been failed. Like if there was one in Nims Dai team, then probably they also may not make summit. But we had 2 teams there. There were other teams, but especially the 2 Neblis team, because we know climbing in winter, and we know the condition on 8,000, and we were actually not leading any clients. And all the 10 members in the team, we were equally strong. We were like physically strong, we were mentally strong, and everyone were supporting each others. And when Nims Dai brought the concept that we all should be going to summit all together in a queue, not in a queue, but in a row. So I think that motivated each and everyone in the team. So everyone thought like, okay, we are equally treated. We are the part of the climb, and we all gonna be the first one to climb the K2 in winter. So I think that motivated everyone. So the motivation given by Nims Dai, the unity which brought Nims Dai and my team together, and we work helping each other. I think that was the 2 most important things that made K2 summit this time. Yes, thank you. Paolo, guardando lei è un profondo conoscitore del paese asiatico, e poi ci dirà anche quali sono le sue attività, il suo impegno, nonché anche un amico di Mariela Desio. Come ha vissuto questa impresa degli Sherpa? Qual è la situazione del Nepal oggi, le prospettive, ma in particolare, ecco, ci dica le sue impressioni e sensazioni a proposito di questa memorabile salita. Io vorrei fare una piccola sintetica storia di quella che è l'etnia Sherpa. Il nome Sherpa ormai è diventato sinonimo di portatore dell'alta montagna. Questa etnia che viene dal Tibet e che si è insediata a un'altezza di 4.000 metri nella valle del Khumbu, lavorando i campi in quella zona. È diventato, come dicevo, nel comune sapere delle persone, il portatore d'alta montagna. In effetti, quando nel metà degli anni 50 il Nepal ha aperto i propri confini, c'è stata una corsa agli 8.000, e le organizzazioni internazionali hanno trovato molto utili gli Sherpa, che abituati a lavorare con fatica a quell'altezza, per aggregarli come portatori d'alta montagna. Lavoratori di alta quota, quindi, da pagare il meno possibile per limitare quelli che erano i costi per le grandi organizzazioni che traevano grosso profitto dall'organizzazione delle scalate. Questo fino al 2015, quando, a seguito di una tragedia che costò la vita a 16 colleghi che stavano le corde sull'Everest, ci fu una clamorosa protesta con minaccia di scioperi per un miglior trattamento economico, garanzie assicurativi e la promessa di un fondo di previdenza. Con un giro d'affari di 25-30 milioni mi sembrava la cosa più giusta da fare, poter riconoscere agli Sherpa, a questi lavoratori d'alta quota, un trattamento migliore. Finalmente, direi
inevitabilmente accade la rivoluzione dei giovani Sherpa. Messner lo diceva già da tempo e questa sarebbe stata poi dopo la conclusione della vicenda. Un cambiamento generazionale che vede Sherpa giovani e fortissimi imporsi all'attenzione del mercato come imprenditori, quindi non più come fornitori di manodopera, ma come imprenditori loro stessi, aprendo agenzie di trekking e inizialmente e poi come organizzatori delle spedizioni, controbilanciando lo strapotere che le organizzazioni internazionali stavano gestendo. Quindi non più portatori o d'alta quota, ma professionisti della montagna. Ora, questa impresa del 16 gennaio è un ulteriore passo in avanti in cui gli Sherpa arrivano ai vertici dell'alpinismo in veste di protagonisti assoluti, saliti in vetta insieme senza farsi concorrenza nonostante le differenti organizzazioni, come diceva poco fa Nigma, che è stata alla forza per poter arrivare in vetta, hanno riaffermato ancora una volta la forza fisica e mentale di un'etnia in cui recentemente, negli ultimi tempi, era stato riservato uno spazio minimo. Io aggiungerei ancora che loro sono saliti insieme perché sentivano di doverlo fare per le loro genti, per la loro etnia, per gli altri, i padri, madri, fratelli e sorelle, che ancora oggi faticano tutti i giorni nel duro lavoro con la gerla sulla schiena. Grazie Nugari. Quindi si capisce molto bene come questo, diciamo, questa salita del K2 ha un valore simbolico non solo di impresa alpinistica, piuttosto che anche atletica e conquista di una cima, ma anche un grandissimo valore anche dal punto di vista sociale e personale, anche di riscatto. Nazionale direi anche, proprio per il paese. Il fatto che siano saliti cantando l'inno nazionale dimostra quanto siano legati al loro paese e l'abbiano fatto anche per una dimostrazione della capacità del paese di arrivare a questi livelli. Certo. E vuole dire qualcosa, fare una domanda a Migma G, e anche la stessa cosa la dico a Mariela Desio. Hi, Nigma. Hi. I was saying in Italian, and then they will give you the translation of what I was saying. But I like to point out how the Sherpa people have become from normal porters of the high mountain, first of all, professionals of the mountain, and now top players of the climbing on the Himalaya, which I think is the sign of what the Sherpa can do as strong people, very tied to your country. I saw that you are climbing with singing the national anthem, which means that how you are close to your people and how you are close to your country. Right. Thank you. Mariela, vuole aggiungere qualcosa? I agree with what Migma he said, the unity and the strongness of people going up. The same I heard from my father, the same words when he organized the expedition in 1954. So I agree with you. Right. It's very important. The organization also of the expedition, which is very, very important. And you show how you were well organized and you were strong mentally and physically. I agree with you. Mariela, per favore,
Please, can you translate? Puoi tradurre anche in italiano quello che hai detto? Molto bello. Dicevo che sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Nigma G, perché le stesse cose le ho sentite da mio padre quando organizzava la spedizione nel 1954. L'unità, cioè bisogna fare un gruppo omogeneo, e la forza sia fisica che mentale, senza la quale non si sarebbe raggiunta la vetta, né loro né gli italiani nel 54. Certo, grazie. Mingma, adesso una domanda appunto che viene naturale dopo quello che ha detto il console Lugari. Appunto, lei è una guida, ha una compagnia che organizza trekking e spedizioni che si chiama Imagine Nepal, ma soprattutto un'altra cosa fantastica che ha rivelato è che ha rivelato l'8 marzo, giornata internazionale della donna, è che le sue 3 sorelle hanno lanciato questa spedizione, questo progetto, 3 sorelle su 7 cime, 3 Sisters on 7 Summits, e lui con la sua organizzazione, con la sua compagnia, le appoggerà in tutti i modi perché arrivino effettivamente a conquistare le 7 cime più alte dei 7 continenti, compresa l'Antartide. So I got like 4 sisters in the family. I got 1 elder sister and 3 younger sisters. And elder sister, she got married and she has her own family now. And the 3 younger sisters, we have been living together in Kathmandu for a long time now. And the eldest sister, she climbed Everest, Lhotse, and Kanchenjunga in 2018, which was a big, which was a world record for women who like to climb 3 big mountains in single season, and she climbed it in 25 days. So that proved that she was quite strong in climbing. She is quite strong in climbing. And I got another 2 sisters who grew up in the valley where we were born at the altitude of 4,200 meters. So and they grew up in the valley. So the altitude is not a big problem, not a problem for us. And my sisters, all of them, they just expressed their feeling to me that they said like they want to climb the 7 Summits peak. And I say, okay, if you want to climb, I'll support you. And then we started planning a little bit on it. So on the Women's Day, because it was a good day for me to give them a surprise. I said, okay, I'm going to sponsor you all your costs. I'm going to get all the costs for your climbing, because it was a Women's Day. So all my 3 sisters, I gave it was kind of present for them. I say, okay, I'm taking you all to go Everest this time. And if you success Everest, because Everest is the biggest one, and if you success that one, you will success the remaining one. So we first try Everest. If you success, then I'm gonna take you all the 7 summits. So that's how we are starting now. And this is a big project actually. So our target is to finish it in 3 years, because we need to be prepared financially, and we are not from a rich family, so we need to work on it. And on the side, the place where we were born, we don't have a good school there. Now we are working on building a school, proper school. Now we have a small school, but that's not enough. So our target is to collect $100,000. Okay. So that we can build a hostel in our valley. So we're gonna provide that money to the community in our valley, so they can build a school. So our target is to collect the money, and I'm supporting the 3 sisters,
That's like if they success, then it's gonna be like a good. It's gonna encourage other women to dream big, because we came from a very poor family, and if we can success, then everyone can think of dreaming big. So that's that's another key of this client. Grazie, thanks Migma. In effetti, infatti, è stato veramente straordinario quello che lui ha scritto proprio l'8 marzo. Ha scritto proprio, augurato buona fortuna alle sue sorelle, ma anche buona fortuna a tutte le donne che continuano a sfidarsi e a credere nei nuovi sogni. Questo è molto bello. Sappiamo anche che c'è questo grande anche impegno ambientale da parte del suo gruppo di Sherpa e anche della sua associazione, anche della sua compagnia, e ha specificato che appunto, siccome appunto c'è bisogno di soldi per questa impresa, sicuramente è stata lanciata un progetto di crowdfunding e di sostegno, per cui poi noi faremo sapere in che modo si può contribuire, o vi faremo vedere, basta che comunque andiate anche sulla pagina Facebook o su Instagram. Migma è molto attivo, racconta in inglese tutte le varie fasi, passaggi, ed è molto presente su Instagram e anche su Facebook, per cui trovate tutte le informazioni sul progetto delle sue sorelle. I just said, Migma, that we can contribute and help this big project of your sister, and everything is written on your Facebook page or your Instagram and all your social. And then we will forward and put all the information for following the dream. Thank you. The dream come true. Grazie ancora Migma, e io posso fare ancora una domanda a Nigma? Certo, assolutamente, Nugari. Nigma, how you decided to go up to the mountain without any client? Was this a decision that was made right at the beginning, or was just the way you thought the clients wouldn't have been showing for that ascent? You mean for K2, right? Yeah, for the K2, of course, yes. Yeah, I was on K2 last year in 2019-20, and I was there with clients. And last year I gave up because I got like chest infections, and I was coughing all the time. So I realized that if I continue, then I might die. So I said, this is the point. I need to stop, and I need to go back and get my body checkup. So when I came back to the city, and I went to the hospitals, and then the doctors told that I was going through a pneumonia. So the decision I took was correct. And every time when we are on 8,000-meter peaks, so we usually help the clients to carry their oxygen bottles, carry them tents, cook them in the tents, and that means like we are carrying more weights. So we need to go up and down several times, right? But when we are only the Nepalese team, when we are only the Sherpa team, because we don't need that much acclimatization. We don't need to go up and down all the time. So we just carry what we needed. So this time on K2 was the same. So if we take the clients, it was sure that we might not get the good weather, because on K2, and also it was in winter, and the weather changes frequently, and there are very, very less days where the weather is good. So like if there's only 2 days of good weather, then we should be going fast up and down. So if we lead the clients, we won't be able to do that. So that was the only decision that we made. Like, okay, we will try only Nepalese team. That means that we don't need to help any clients. We didn't have to carry any loads, any extra loads. So we just have to carry ropes for fixing, and we just have to carry our equipment, like our own climbing gears and our own food only.
remain beside that, we didn't have to carry anything extra. So it makes the time shorter. Like we like if we lead the clients, we might need two months more. If we don't have clients, then it's just like a month of climbing. So on K2, the most important thing is the weather. The weather is very difficult on K2, like 1 or 2 days in a week. So sometimes like 2 days only in 10 days. So in this short time, we had to work more. And if we leave the client, it was not possible to work as fast as the weather changes. Yes. Yeah. Yes, this is very clear. Paolo, lei vuole ripetere la domanda in italiano e fare una breve sintesi di quello che ha detto, se vuole, oppure lo faccio io, di quello che ha detto. È molto interessante anche la domanda che ha fatto e quello che ha risposto Migma. Sì, ho chiesto a Nigma il perché della decisione di non portare clienti o comunque di lasciarli a campi più bassi rispetto a poter arrivare in vetta. E Nigma ha raccontato della disavventura che ha avuto l'anno scorso, che ha dovuto rinunciare con dei clienti per una polmonite che lo ha colto al momento in cui si doveva iniziare a salire. È una polmonite che è stata diagnosticata solamente a rientro quando è andato in ospedale a Kathmandu, e da lì la riflessione sul fatto che, essendo pochissimi giorni di bel tempo durante l'inverno, quest'anno hanno deciso di salire solamente agli Sherpa, perché salire e scendere in continuazione, a loro non serve l'acclimatamento perché ce l'hanno, diciamo così, naturale, ma il cliente che ha bisogno di un acclimatamento, e quindi salire e scendere dai vari campi base avrebbe comportato tanti giorni di attesa per poter salire in vetta, che metteva a repentaglio, a rischio, la possibilità di arrivarci. Loro invece, portando solamente il peso minimo indispensabile, sono riusciti a evitare parecchie tappe e andare speditamente in vetta senza preoccuparsi di dover cucinare, di montare le tende e così via ai loro clienti. Yes. Sì, infatti è molto interessante questo anche racconto, e quindi anche questa scelta di andare da soli, e anche, diciamo, rinunciare anche a un ritorno economico, perché i clienti sono sicuramente insomma, il loro reddito. Mariela, io lascio a te l'ultimo saluto, domanda se vuoi ancora anche su questo progetto delle sue sorelle, meraviglioso. Che cosa ne pensa? Penso che mi dispiace di essere oramai già vecchia, perché se no avrei chiesto di partecipare, perché trovo che è una cosa bellissima, che è un successo che delle donne riescano a effettuare delle imprese così importanti. Io oramai sono fuori, seguo da lontano, ma neanche troppo da lontano, col cuore vicino. Sono cose che mi emozionano, e sono vicina alle sorelle di Migma nella loro impresa. Grazie, e lo diciamo brevemente a Migma in inglese, che così se ha voglia anche lui di fare un ultimo saluto e anche a Mariella Desio. Migma, Mariella just said that she's a bit jealous, anche sad, yes, because she wanted to participate with your sister to the project. If she was a bit younger, and she would for sure be a candidate for the climb, and that she's also very proud of the project, and very, very happy that you are strongly helping your sister to achieve this goal. And
what was your feeling also watching the pictures of the K2 ascent of 1954? So very different. So especially was not published. I mean, was everything secret? Was revealed the ascent only several days after. It was totally different the way the the ascent of K2 in 54 was done. Completely different also equipment. So what did you do you feel watching this historic experience and having this connection with the daughter of the director of K2 first ascent of 19? I mean, it's a different epoch, a completely different world was, right? Yeah, by then, like 1954, I was not born. It was long time ago. So yeah, I know that people they didn't have anything like no communications. Also, the camera they used to carry were like big, so they were quite heavy. And like in Nepal, it was same in Nepal, but it's completely different in Karakoram and Himalayas. In Himalayas, the mountains are nearby our settlement, nearby the people. So if we just walk for a day, then we reach in the settlement. In the settlement, where we can find animal people. But on K2, like in 1954, it was almost like walking after 10 days only we can find some people. So it was it was long walk. And in Nepal also, in 1953, my grandfather was was present in 1952. In 1952 he worked as a porter on Everest. And my grandfather used to tell us that he worked as what would you say, postmaster. He used to collect the letter from the Everest Base Camp, and he used to come to Kathmandu and used to send them by post. Again he collect the letter from Kathmandu and he run to Everest Base Camp. That's how they used to communicate in 1950s. But now it's very easy. I can just make a call from the K2 summit. I can just make a call from the Everest summit. Even on Everest now, we have internet. The Chinese government they put like 3G at Everest Base Camp from the north side. So if I have a Chinese SIM cards, I can use the internet from the summit. I can just make a live video call to my family. So this facility would not with them in 1954. So this is like total different. Also the equipment we wear now and the 1954, we cannot compare these things. If I say now, I respect the climbers from the previous time than now, because now we have everything, like we got all the things technical, like the ice crew. It just take like 5 seconds just to put inside. But in 1954, it used to take like 10-15 minutes. They had to hit it first, then after they have to make it round, like for a minute, for like almost like for 10 minutes. But now it's very easy. Also the climbing gears, there are lots of varieties. During 1954, they had to wait for several days to find these gears. So we are living in a luxury world now. Yes, thank you. Sì, in sintesi vi traduco, ha spiegato quali sono le differenze tra ieri e oggi, anche se lui appunto non era nato nel 54 e l'ha voluto ribadire, però ha raccontato di suo nonno che appunto era un portatore per l'Everest, se ho intuito, ho sentito bene, è vero, Nugari e anche Mariela che mi aiutano per la traduzione, poi cercheremo di far avere appunto i sottotitoli di tutto quanto, perché è magnifico quello che ha raccontato facendo questi particolari, e poi appunto ha evidenziato anche la differenza tra l'Himalaya e il Karakoram. Karakoram ci sono giorni e giorni, no, di viaggio senza nessuno per arrivare a destinazione o appena sotto la montagna, no?
Quindi è una situazione molto diversa. Comunque questo ancora di più parla anche della grandezza, delle trasformazioni, anche dell'interesse che c'è tra parlare di ieri e oggi, no? È molto affascinante vedere queste differenze, vedere questo giovane nepalese che diciamo ha anche attenzione, no? Per quello che era il passato. Io passo e dopo questo diciamo, incontro con Ming Magie e questa finestra, come ho detto, sul presente e su questa straordinaria impresa dei nepalesi sul K2 in inverno, passiamo al K2 salito per la prima volta in assoluto, e questo avvenne grazie appunto alla direzione di Ardito Desio, friulano, nato a Palmanova, orgogliosamente friulano, ovvero Mariela, e il quale appunto al quale noi siamo molto legati come Alpina, perché è stato per 10 anni il nostro presidente, ha mosso i primi passi e le prime curiosità, la prima salita credo aveva 15-16 anni quando andò sul Canin, ma queste cose poi adesso ce le racconterà Umberto Sello, le ascoltiamo da lui, e quindi diciamo facciamo un passo indietro adesso e introduciamoci invece verso un'altra impresa che fu proprio quella del 54, Umberto. Ma, sicuramente, come è stato detto, l'Italia usciva da un periodo di sconforto dopo la prima guerra mondiale, sì, la seconda guerra mondiale, e quindi aveva bisogno di un'impresa sicuramente per dare forza, no? Ecco, forse sarebbe più giusto che lo dicesse Mariela questo, no? Che lo ha vissuto internamente. Volevo io solo indubbiamente calcare un po' la mano sul rapporto, no? Di questa persona che è stata, a parte che ha vissuto 100 anni, oltre 100 anni, quindi è difficile in pochi minuti raccontare, oltretutto a cavallo di 3 secoli, cioè una cosa abbastanza impegnativa. E 2 millenni. E 2 millenni, esattamente, quindi non è da tutti. Ma Ardito Desio non era un uomo, diciamo, qualunque. Allora possiamo solo accennare, ecco, i rapporti tra l'uomo, lo scienziato e il Friuli. Sicuramente dimenticherò 3/4 delle cose, ma intanto volevo per i più curiosi dare una spinta di curiosità e tutto a basarsi anche sulla sua autobiografia, che è un libro che oltretutto vedo dietro anche la Mariella che ho anche qua, che è sulle vie della sete, che quindi descrive tutta la parte africana, no? Del ghiaccio e dell'oro, ma soprattutto avventure straordinarie di un geologo, quindi era cosciente di quello che aveva fatto, no? E quindi è sicuramente un libro che vediamo la copertina proprio per ricordarlo. Eccolo. Perché forse si può trovare. Questa è una delle varie edizioni. La prima edizione. Esatto. È con la dedica di Ardito Desio dentro, ma non si dice. Maybe it was translated in English, maybe. This is the autobiography, I was saying to Migma, the autobiography of Ardito Desio. But maybe it was translated in English, Mariela, è stato tradotto? It has been translated, sì, è stata tradotta, però è da una persona che l'ha scritta a mano. Io la sto riportando scritta sul computer per poi riuscire a farla pubblicare. E non è così scontato perché è un libro lungo. La vedremo anche questa. Scusa Umberto. No, ma no, è interessantissimo, quindi va benissimo. Io volevo fare solo questa regressione un po' rispetto anche all'argomento diretto di questa sera. Volevo inquadrare dove appunto nasce lo spirito di Desio,
come molti altri, parte dal Friuli, rimane attaccato al Friuli, ma girano il mondo. Abbiamo una generazione di ragazzi terribili, perché parliamo, sono ragazzi, hanno 15, 16, 20 anni al massimo, e partono da queste fucine che erano queste fucine operative della conoscenza del territorio, come era chiaramente la Società Alpina Friulana, e anche, questo per una questione affettiva, anche la naturale emanazione parallela che era il Circolo Speleologico Idrologico Friulano. Ecco, non dimentichiamo che l'esplorazione del territorio in quel momento si faceva sopra e sotto il livello della terra, no? Quindi come è stato detto, Ardito Desio nasce a Palmanova il 18 aprile proprio del 1897, compie gli studi superiori al liceo Stellini di Udine, dove incontra altri ragazzi, frequenta appunto la Società Alpina, e chi trova all'Alpina? Un certo Olinto Marinelli. Olinto Marinelli è sì il presidente, ma è anche uno dei più grossi geografi, più importanti geografi d'Italia già, e ha, credo, in quel momento 40 anni. E fa anche l'individuatore di ragazzi meritevoli, li spinge ad andare a Firenze, dove c'è l'altro geografo importante, che è Giotto Dainelli. Giotto Dainelli fa le vacanze in Friuli, ma oltre a raccogliere i campioni, raccoglie i ragazzi che individua come i più promettenti. Abbiamo il capo scuola, diciamo, il primo, che è Giovan Battista De Gasperi, eccezionale personaggio che muore a 24 anni, ha 5 anni di più di Desio, ma trova Egidio Feruglio e Lodovico di Caporiacco. Ecco, questo quartetto rimarrà sempre legato per tutta la vita, anche se alcuni la ebbero sicuramente più breve di Ardito Desio. Giovan Battista De Gasperi muore in guerra a 24 anni, gli altri muoiono a 50 anni, no? Quindi già però riescono a legare sempre, nonostante scelte politiche diverse, situazioni lavorative diverse e localizzazioni nel mondo, perché Feruglio va in Argentina, Lodovico di Caporiacco lo seguirà in più di una spedizione, Desio. È interessantissimo leggere la fitta corrispondenza molte volte in lingua friulana, che è una cosa abbastanza strana, e dove ci sono sia i commenti scientifici, le scoperte, ma soprattutto si capisce le differenze di carattere. Mentre gli altri sono più goderecci, ecco, Ardito Desio è quello che ha pescato di più dal maestro Marinelli. È il più, diciamo, è quello che applica in maniera veramente ottimale, no, gli insegnamenti, quindi i quadernetti, famosi quadernetti a quadretti dove scrivono tutto, cioè elencano tutto. Non abbiamo le fotografie arriveranno magari col tempo, però sfogliare questi quadernetti e vedere come disegnavano un posto è una cosa pazzesca. Quindi si fa notare sicuramente fino da giovane. Nel 1920 però si laurea, anche perché la sua carriera viene interrotta dal scoppio della Prima Guerra Mondiale, parte volontario, fa anche un lungo periodo di prigionia. Questa foto vediamo il K2, alla cima del K2, confermate? La foto precedente. Sì, sì, è questa, sì. La cima del K2. Diciamo anche a Migma, this is the K2, this is the Summit. K2 summit
in 1954. First picture of a 8,000 of a peak, no? La prima, congratulations. la prima photo, first picture and first video. The two that summited, Lacedelli e Compagnoni, made the first video ever made, because Everest was made a lot of time after. And in fact, they had a movie, a wonderful movie. And with this video they made, they had problems then, no? They had frost bites, right? Right. This is 1929, this photo, the first, the last one. Scusa Umberto. No, va bene, ogni digressione va bene. Allora abbiamo questo periodo di prigionia, lui rientra prigioniero in Boemia, torna in Italia, si laurea assieme naturalmente nella stessa sessione anche con Lodovico di Caporiaco e Egidio Feruglio, e iniziano subito la carriera, cioè non erano disoccupati, cioè uno usciva col pieno dei voti, aveva già il posto libero. Diventa assistente a Firenze, Pavia, Milano e tutto. Si fa notare per una che forse dopo anche Giuseppe lo accennerà, a una delle monografie più importanti sulla geologia del Friuli, e che dà il metodo di studio, che è l'evoluzione morfologica del bacino della Fella in Friuli. No? Del 1927, ed è un'opera monumentale fatta dalla Società Italiana di Scienze Naturali. Si fa notare, quindi, quando viene organizzata una spedizione nel 1929, è una spedizione geografica, con a capo Aimone Savoia Aosta, duca di Spoleto, per l'impossibilità per l'impossibilità di andare da parte di Giotto Dainelli, viene chiamato come direttore scientifico, diciamo, come è già lì a 30 anni, no? Cioè 32 anni. E è interessante capire cioè, i risultati vengono raccolti in un altro di quelli dei libri importanti per la storia, che è questo, anche se non è la prima copia, no? Ecco, che è questo, che è che naturalmente è contrario. No, va bene, va bene. Ah, no, perché io lo vedo contrario, giustamente. Tu sì. Sì. Ed è una delle opere più monumentali sul Karakorum vero e proprio, ed è del 1929. Al rientro viene accolto, perché assieme a Lodovico di Caporiaco, dall'Alpina come uno dei vincitori, come un eroe, viene accolto al treno, come veramente non siamo più abituati. La stampa locale ripercorre le gesta, quello che e anche ci sono manifestazioni pubbliche, conferenze, e sta qualche giorno con l'Alpina. Ma ecco il rapporto che cambia. Allora abbiamo, dopo questa spedizione, l'importanza aumenta. Muore suo maestro, Olinto Marinelli, nel 1926, quindi termina l'era Marinelli. Durano 50 anni di presidenza, non è da poco, i due Marinelli, padre e figlio, e dopo la morte di Marinelli la SAF cambia volto, notevolmente cambia volto. La presidenza passa al senatore Pier Silverio Leicht, che diviene il perno del profondo cambiamento in corso sia nell'associazione che nell'intero paese in quel momento. Nel 1929, ecco il fatto abbastanza importante: la SAF non può essere più una società autonoma,
un'associazione autonoma, pena lo scioglimento, con molti mugugni. Ecco, questo è molto interessante, leggere la corrispondenza dell'archivio SAF e anche defezioni. Rientra nel centro alpinistico italiano, dal quale si era già tolta nel 1881, quindi aveva un'autonomia che è dal 1881 al 1929. Desio subentra Leicht nel 1933 e in questo periodo di 10 anni di presidenza fino al 42 è forse il periodo più florido della SAF dal punto di vista organizzativo, economico, ma specialmente organizzativo. È proprio Desio che fornisce, diciamo, per conoscenze e anche per, diciamo, anche imprenditorialità, no? Anche. Abbiamo tutte le proprietà attuali, dove abbiamo i rifugi che vengono comprati sotto la sua presidenza. Anzi, addirittura si fa donare dei terreni dal comune di Chiusaforte, anzi Raccolana, e vengono costruiti il Gilberti, vengono ricostruiti il Divisione Giulia, che viene proprio dedicata nel 41 alla Divisione Giulia, compra il terreno del Marinelli, però è un'organizzazione ormai non più scientifica, ma diventa più divulgativa. I campeggi, l'organizzazione dei ragazzi, no? Cioè, quindi si sente un po' anche il peso di queste organizzazioni nazionali. La presidenza è abbastanza spezzettata perché lui nel frattempo, essendo presidente dell'Alpina, ma è anche un esploratore. Quindi parte per la Libia più volte, nell'Etiopia e tutto, e quindi lui anche dalla Libia manda lettere alla SAF per dare le sue direttive e consigli. Quindi è una cosa particolare, ecco, e non c'erano queste cose moderne e attuali, erano lettere, quindi quelle ci sono rimaste e vanno studiate chiaramente. Nel 42 anche l'Alpina, chiaramente è un momento difficile, non cessa ma cala, no? Lui è spesso fuori, quindi a un certo punto terminano i rapporti diretti, rimane sempre socio dell'Alpina, pur essendo socio anche del CAI di Milano. E quando però c'è la spedizione del 54, raccontata, ecco, un altro libro, ecco, io vi segnalo libri perché vanno letti sicuramente. Chiaro che sul K2 si è scritto anche troppo, forse tante volte, e questo è un altro libro che è La conquista del K2, che è il racconto diretto del capo spedizione. Ci sono edizioni addirittura anche in giapponese, in questo caso, no? Però mi interessa più che altro far vedere il rapporto interno tra Udine e Desio, quindi la SAF. Al momento della conquista, chiaramente i giornali ne parlano, ma è importante il rientro, no, in Italia. L'Alpina sicuramente non può essere tagliata fuori da questo, perché assieme a Ardito Desio c'è anche Cirillo Florianini, quindi due friulani, che vengono accolti questa volta veramente in maniera eroica, diciamo da eroi, con conferenze. Vediamo, scusa Umberto, sì, vediamo sì. Per chi non lo sapesse, Cirillo Florianini con il Tita Spezzotti, il presidente, no, della SAF al momento, nel 54, eccolo qui, festeggiato Sì. in Friuli durante una cena dopo la spedizione. Sì, c'è una follatissima conferenza alla Sala Iazzi, dove viene data ai due componenti della spedizione una bellissima e rara medaglia bronzea, no? Che è questa,
no? E che ricorda appunto la conquista della seconda cima più alta del mondo. Ecco, quindi i rapporti rimangono sempre epistolari, scrive su Inalto. Non dimentichiamo che è stato anche uno dei redattori degli anni '20 di Inalto. È ormai milanese, ma quando può fa visita. Io mi ricordo ancora, devo dire la verità, quando nel 78 l'ho conosciuto personalmente ed è venuto a inaugurare la sede dell'allora sede nuova dell'Alpina, quando ha regalato un cimelio che gelosamente è ancora custodito in sede, ed è vabbè, questa è la foto che io adoro, la famosa torta K2. La torta a forma di K2, ecco, il nostro amico nepalese, poi gliela faremo avere, perché anche loro, credo, anche loro a Kathmandu, quando sono tornati in gennaio, gli hanno fatto una torta a forma di K2, sarà da capire quale ecco, glielo possiamo anche chiedere a Migma della famosa torta. Comunque a Udine ci fu questa famosa torta, eccola qui. La torta is in the shape of K2. This is 1954 celebrations after the ascent. Dear Migma, scusate se parlo in inglese, ma abbiamo ospite appunto. E questa è la famosa I think I saw in Kathmandu when you were greeted, when you went back from the K2 summit, that you also had a special cake in the shape of the mountain. Is that right? Audio, sorry. The audio. Ah, ecco, adesso ce la fa vedere, ma non abbiamo l'audio. Audio. The audio. Aspetta che gli scrivo. Audio. Ok. Oh, sorry. Ah, okay. Yeah. sorry. So yeah, we had so many cakes in like which are made almost like keto. So we had one of the medals is in the shape of keto. Ah, ecco. Yeah. Fai vedere, Umberto, la tua medaglia. Fate un confronto con la medaglia nostra. Beh, questa va bene. Ecco, this is the K2. Yeah, this is the K2. The K2, yes, the medal in the shape of K2. Right. And it's very beautiful. So if you put the color, if you put light from here, so it glows. It becomes like a mountain. So very beautiful. Great. And so the tradition of the cake in shape of K2 nella forma del K2 continua. Mariela e Umberto. Andremo a provarla. Yes. Taste it. Ecco, quindi per concludere alla fine, se magari vuoi far vedere proprio il nodo della corda che dovresti avere lì in sede. Eccola. Facciamo questa colpo di teatro. Ecco, Eccola questo è un dono di Ardito Desio all'Alpina ed è un pezzo uno spezzone di corda utilizzato nel 1954, trovato da una spedizione giapponese e quindi è una cosa per quale ci teniamo molto, doppiamente. Infatti la vediamo nella nostra bacheca. Esatto, ecco. E per concludere, diciamo che il rapporto con la piccola patria di Ardito Desio proprio è suggellata, perché quando muore nel dicembre del 2001 viene sepolto a Palmanova. Okay. Mi stanno chiedendo. This is Migma, this is a piece of rope of the K2 54 ascent. Wow, historical.
Yes, there was a present from Ardito Desio. Yes. Okay, great. Yeah, great. That's what you will do now, no? With all you, everyone will want to have some memorabilia, some souvenir of your great. So you have to keep also you some, you know, when we will come to Kathmandu, if we come to Nepal, we will ask for a piece of your rope. Sure. We got few ropes, so we can cut it in the pieces and we can divide. Reserve a small piece for me. But yeah, why not? Please. Benissimo, abbiamo fatto questo scambio. Ecco, io praticamente ho concluso, chiaramente lascio a chi mi seguirà anche determinare l'importanza dell'eredità, no, scientifica lasciata da Ardito Desio a tutti noi e sono qua. Ecco, basta. Grazie Umberto. Beh, la vita veramente larger than life, dicono gli inglesi, gli americani, di Ardito Desio, no? Quindi questa vita che occupa veramente l'800, 900 e poi il 2000 e poi questo suo legame che continua a essere stretto col Friuli e con l'Alpina, perché lui già appunto abbiamo visto le immagini di quando parte per la famosa spedizione, la prima spedizione del Karakorum nel 29 con il Duca di Spoleto. Abbiamo visto queste foto straordinarie sempre fornite da Umberto Sello dell'elenco di quelli che erano sulla nave, no? Che partirono nel 29 e quindi lui già nel 29 ottiene la cattedra nel 30, appena tornato, è sempre in Libia, fa tantissime spedizioni, è attivissimo in tutto il mondo, eppure appunto si prende poi anche l'impegno di dirigere per 10 anni la Società Alpina Friulana fino agli anni 40 e poi vabbè, insomma, lo sapete che è stato anche il fondatore della facoltà di geologia, del primo corso di laurea. Lui si laurea in scienze naturali, diventa subito assistente di geologia, però ecco, non era ancora stata istituita, no? L'insegnamento, no? Perché lui comincia poi a Firenze, va a Pavia, però ecco, sicuramente poi rimane direttore della facoltà, mi pare, fino agli anni 70. Quindi insomma la sua dell'Istituto di Geologia. Ecco, per cui la sua eredità è veramente ecco, fortissima e questo mi dà l'occasione di passare la parola a un geologo che è Giuseppe Muscio e che oltre a essere come Umberto Sello anche speleologo e quindi insomma anche condivide con Desio anche questa passione e appunto però oltre a essere direttore del Museo di Storia Naturale è anche quello che poi ha acquisito grazie a Maria Emanuela Desio il preziosissimo, enorme e straordinario archivio, quindi gli chiediamo ecco, qual è proprio l'eredità Desio da questo punto di vista e come si è trovato a gestire questa storia, questa vita straordinaria. Intanto grazie dell'opportunità. Mettiamola così, Maria Emanuela è stata estremamente gentile con noi e Mariella ha voluto dare incomodato al Comune di Udine, al Museo Naturale, questo archivio, che chiariamolo subito, non è una collezione di francobolli, perché è sempre questo il rischio di immaginarsi un archivio come una collezione vuota con tanti oggetti dentro che vengono in qualche maniera numerati e catalogati. È lo specchio della vita di Ardito per oltre 100 anni, ma anche un po' lo specchio della storia italiana per 100 anni, perché lui ne è sempre stato in qualche maniera un protagonista, un elemento che ha avuto contatti con tutto il mondo scientifico italiano e straniero, perché poi questo è un altro degli aspetti molto importanti. Ciò che traspare da questo enorme archivio è che la sua, uso un termine un po' pesante, lo so, maniacalità nel conservare tutto è adesso un pregio enorme, perché
abbiamo la documentazione di tutta la sua attività di fatto dagli anni 20 in poi, perché i primi anni, quando era Palmanova, poi c'è stata la guerra, quindi quello che era Palmanova penso sia andato tutto disperso. Ma mi rifaccio a quello che diceva Umberto prima, ad esempio, il suo primo lavoro scientifico di grande pregio, che è questa monografia sulla Valle del Fella, che è la figlia in sostanza della sua tesi di laurea, viene accompagnato da una ricca documentazione fotografica. Bene, il suo primo album fotografico che noi abbiamo in archivio è quello degli anni 20 della Varresia in sostanza, e conservato perfettamente con i negativi. In ogni fotografia c'è scritto esattamente che cos'è il punto in cui è stato fatto, per cui potremmo in questo momento avere un confronto perfetto, puntuale sul paesaggio della Varresia adesso esattamente 100 anni fa. Questo è un esempio per quanto riguarda il territorio friulano, e tutte le immagini che ci sono, la Mariella l'ha detto, sono diverse decine di migliaia, sono accompagnate dai dati delle immagini. Non è più solo un'immagine fine a se stesso, ma so esattamente che quell'immagine è stata ripresa nel Tibesti quel giorno, a quell'ora, in quel posto, e quindi riesco a ricostruire tutto quello che è stato fatto, perché l'immagine può essere collegata ai dati che sono conservati nei suoi circa 200, mi sembra, libretti di campagna che raccontano tutta la storia delle sue esplorazioni, delle sue attività. E questa documentazione è, lo diceva bene prima Umberto, impostata esattamente come i marinelli avevano insegnato ai nostri geografi a lavorare, cioè il loro libricino di campagna è già la prima bozza della pubblicazione scientifica. C'è tutto dentro, bello ordinato, scritto rigorosamente a matita per i primi decenni. Appariranno dopo le penne biro, in alcuni casi anche la stilografica, ma insomma tutto in questa maniera, e adesso l'abbiamo, lo conserviamo, possiamo conservarlo per sempre. Quindi la documentazione completa di un pezzo di storia italiana. E ne avevamo già parlato in passato, Umberto e Mariella sanno esattamente quello che per esempio adesso stiamo facendo. Abbiamo delle richieste di consultazioni che sono veramente importanti, e abbiamo scoperto che uno dei grossi problemi politici degli anni 30, che era una questione fra Italia e Francia relativa al confine della Libia a sud, quindi nella zona del Tibesti, era stato oggetto di contenziosi importanti, e a un certo punto Italo Balbo decide di fare un volo nel sud del Tibesti per verificare queste linee di confine e capire dove potevano essere rettificate o no. C'è un interesse forte dell'aeronautica attuale a documentare questo volo. Bene, non solo le foto di Ardito sono fondamentali, ma nei libricini di Desio e nei suoi appunti ci sono le mappe del volo, ci sono gli orari esatti, tutte le informazioni, cosa che non è più disponibile neanche negli archivi dell'aeronautica, e che se quindi Desio non avesse salvato sarebbero andati completamente persi. Quindi la funzione dell'archivio è quello di aiutare a ricostruire la storia, ma anche, questo lo voglio ribadire, a dare valore alle attività fatte. Noi adesso abbiamo parlato a lungo del K2 per esempio. Il K2 è importantissimo, ma dobbiamo anche imparare a capire che l'attività esplorativa era per Desio uno degli aspetti delle spedizioni. Per Desio quella è una spedizione anche scientifica, va su assieme a scienziati a studiare, ci va Marussi a studiare gli aspetti della geodinamica, eccetera. Non vedeva mai l'esplorazione come una cosa fine a se stessa. Se non c'era un contenuto in qualche maniera scientifico, forse gli interessava già di meno. E questo vale per tutti i viaggi che ha fatto, pur avendo potuto visitare tutto il mondo, in qualche maniera documentarlo. E il desiderio Posso di aggiungere conoscere... una cosa, Giuseppe? Ci sono Certo. 10 volumi in inglese scientifici che riguardano il Karakorum, curati da lui. Sì, e sono il risultato delle ricerche fatte, cioè Sì.
l'esplorazione è importante, ma la visione di Desio è quella che la ricerca è quella che guida il desiderio di conoscere. E quindi questo dà ancora maggior valore alle sue imprese. Tornando a quello che si diceva prima, sappiamo perfettamente che questi diari 53, quelli prima della spedizione, no? Sappiamo perfettamente che nel desiderio di Ardito Desio c'era quello di provare l'attacco al K2 già nel 29, no? Questo viene poi bloccato come idea perché era appena successo il dramma di Umberto Nobile al Polo Nord, e quindi l'Italia non avrebbe mai accettato, se fosse successo qualche cosa, di avere due grossi problemi uno dietro l'altro. Quindi non viene neanche presa in considerazione questa ipotesi, ma è il viaggio del 29 che permette a Desio di capire dove attaccare il K2, come farlo, in quale maniera, eccetera. Se non ci fosse stata questa prima spedizione, il 54 sarebbe stato molto complicato. Perché la spedizione del Duca degli Abruzzi era nel 1909, 20 anni prima. Sì, c'è stato il 9 e il 29, no? Il 29 lui va con il Duca di Spoleto, quindi Con Duca di Spoleto, sì. la Immone d'Aosta, e quindi insomma è ovvio che lui l'aveva già studiata, ecco. Sì, c'aveva la fissa del K2 a un certo punto. Ha anche detto che questi diari il primo libro stampato da Mariella Desio con Zambianchi, dei diari, che sono una lettura straordinaria, perché lui scriveva anche meravigliosamente bene. Poi come spiega Zambianchi, quello che lui non lasciava vedere dei suoi sentimenti e delle sue, diciamo, aspetti più personali e le sue osservazioni, poi le riportava tutte nei diari, per cui ci sono commenti anche molto interessanti sui luoghi in cui si trova. E nella famosa spedizione del 53, quando lui va in Karakorum a fare la ricognizione con Cassin, è un po' riconosciuto da tutti, anche in tutti i libri, anche magari di quelli che avevano meno simpatia per Ardito Desio, che il permesso per poi fare la scalata del 54 lui lo riesce a ottenere dal Pakistan proprio perché fa degli studi e delle ricerche, più che per la diplomazia italiana o per altri motivi. Lui riesce a accreditarsi fortemente come grandissimo studioso, anche molto pratico, efficace, perché fa questo studio sul Baltoro che gli vale un grande riconoscimento da parte del Pakistan, se ho capito bene. No, certo, il significato dell'attività di Ardito è proprio quello di cercare in ogni caso di sviscerare problemi scientifici. Lo dicevo prima, l'esplorazione non è mai una cosa fine a se stessa. Si rende perfettamente conto però, e in questo anticipa un po' i tempi moderni, che l'esplorazione è una chiave, un grimaldello per accedere a supporti, sostegni, eccetera. Chiedete alla Mariella, ma in fondo quando vanno in K2 lui inventa le sponsorizzazioni, ancora non esistevano, però numerose ditte realizzano alcuni supporti logistici per la spedizione in maniera specifica, quindi riesce a ottenere questo appoggio proprio perché lui già era una garanzia da un certo punto di vista, no? Ma quindi si andava a fare una spedizione di grande valore scientifico e quindi questo aiutava anche ad ottenere quei supporti che se no non si sarebbero potuti ottenere. Ma questo lo vediamo anche nei suoi rapporti con gli inglesi, con gli americani. Quando riesce ad andare comunque al Polo Sud, lo fanno perché è lui, perché è Ardito Desio, no? Se no altri italiani non ci sarebbero andati, in sostanza, questo è chiaro, no? Certo, certo. E Mariela, la parola a lei, che appunto poi di tutto questo archivio si è occupata e le ha permesso anche E si occupa tuttora. E si occupa la catalogazione, esatto. Sì, io ho raccolto, quando papà è mancato, ho raccolto tutto quello che c'era presso il Dipartimento di Scienze della Terra che aveva creato lui, tutte le sue relazioni tecniche, tutto quello che ho trovato che poteva
che aveva raccolto. Poi la casa mia a Milano era piena altrettanto di documenti, libri e tutto, ho messo tutto insieme e sono circa 300 scatoloni. Di questi 300, dopo varie traversie, li ho presi in carico e ho ottenuto un locale dal CAI di Roma. Lì ho messo dei mobili per poter installare tutti questi 300 scatoloni svuotati e mi sono messa a fare un inventario di tutto quello che c'era e metterlo sul computer in modo che si potesse ritrovare tutto in caso di richieste o di curiosità. E ho trovato delle cose veramente straordinarie. Ripeto, io ho circa 700 lastre di vetro del 1929. Quindi che sono state tutte scansionate, messe su computer, eccetera. Ma oltre a quello, ripeto, circa 30.000 immagini di tutte le sue spedizioni, di tutti i suoi lavori, eccetera. Della Libia non ne parliamo, ce n'è una collezione, tant'è che io ho fatto dei bei giri in Libia sulle sue orme. È stata una cosa veramente per me emozionante e ancora adesso io voglio andare in Libia, non mi fanno andare, ma ho gli amici con i quali ci telefoniamo e ci raccontiamo un po' le ultime novità. Tra l'altro, scusa Mariella, sì? no, tra l'altro Desio è anche un uomo che ha scampato, è riuscito anche a sfuggire alla morte in più occasioni, per cui è stato anche un uomo straordinario. Mi viene in mente la Libia, perché era in Etiopia. Era in Etiopia. Ah, in Etiopia, sì. Tu parli di quando gli spararono o della... Sì. Ah sì, Sì. allora, quando gli spararono ce lo racconti, grazie, però anche in Libia mi pare che ci furono anche degli atterraggi di emergenza, insomma... No, quelli furono in Persia. Ah, quelli in Persia, ok, ecco. Comunque in Libia è andata sempre liscia, quindi allora... Beh, insomma, sì, abbastanza, ecco. Un paio di volte l'hanno vista brutta. Ah, ecco. Sì, ma insomma, in confronto a quelle volte lì è stato... Quindi lui è scampato a disastri aerei, gli hanno sparato addosso e abbiamo anche un oggetto, no, che testimonia questa... Io dico, ma fra le altre in Libia ha scoperto il primo petrolio uscito dal Sahara libico, l'ha trovato lui e io ho a casa ancora, poi un giorno andrà anche a Udine, la prima bottiglia con le prime gocce, diciamo il primo litro di petrolio che è uscito dal Sahara. Cercavano l'acqua e trovarono il petrolio e Sì. poi gli americani quando lo iniziarono a estrarre anni dopo usarono le carte geologiche di Ardito Desio. Infatti che poi erano gli americani e gli inglesi, a un certo punto erano sparite, cioè gli originali sono spariti, ma in realtà non sono stati più ritrovati gli originali. Sono state stampate nel 1940, però gli originali non si sa dove sono finiti. È stato trovato qualcosa a Londra. Certo. Ma per lo più sono spariti, non si sa dove sono finiti. Posso dirvi io una cosa su questo, perché per chiarire, visto che parlavamo della Seconda Guerra Mondiale, laddove i francesi portavano via quadri alla fine del Settecento, gli americani l'unica cosa che portano via dall'Italia è l'archivio dell'ENI. L'archivio dell'ENI e tutte le carte con le carte geologiche della Libia, che poi è servita loro ovviamente per fare le loro ricerche. Chissà come mai, l'abbiamo capito. Sì, beh, quello è veramente... Comunque devo dire che andando in Libia i vecchi della Libia il nome Desio lo conoscevano e si ricordavano con simpatia.
Quindi io ho fatto una conferenza a Tripoli sulle ricerche scientifiche di mio padre sotto il periodo di Gheddafi nel 2008. Mi hanno invitato a fare una conferenza proprio sulle ricerche scientifiche sue, quindi devo dire che siamo stati, cioè siamo rimasti amici, insomma. Certo. E beh, nelle immagini che abbiamo visto che scorrevano mentre c'era il racconto di Muscio e di Sello e anche di Maria Manuela Desio, abbiamo visto molte immagini appunto della Libia, del Tibesti, oltre a quelle dell'Himalaya, quelle del 1929, del Baltoro, del Karakorum, e poi quelle del 54. E abbiamo visto che qualità, che immagini sono, no? Anche di altissima anche risoluzione, visto che sono lastre originali. Sì, quelle le fece Terzani, che era il fotografo della spedizione del 1929. A questo punto, perché così ritorniamo un po' su questo K2 per salutare anche il nostro ospite che è rimasto con noi da Kathmandu, Migma G. Sherpa, e salutiamo anche Paolo Nugari che è rimasto con noi ad ascoltare anche questa storia affascinante dell'eredità di Ardito Desio che lega a noi appunto il Friuli. Vedete alle mie spalle che c'è il castello di Udine, e in questa immagine che c'è nella sala del consiglio della Società Alpina Friulana, il castello di Udine era uno dei luoghi dove andava ragazzo studente dello Stellini Ardito Desio, saliva in castello, almeno ho letto nella sua biografia, a guardare tutto il profilo delle montagne. È vero? Io posso dare un ringraziamento a Paolo Nugari perché mi ha messo in contatto con gli Sherpa nepalesi, grazie a lui che non sapevo come fare, Paolo mi ha risolto il problema. E appunto, com'è andata questa cosa? Siamo curiosi anche di avere qualche curiosità di questa facilità che hanno anche i nepalesi di comunicare e anche di essere molto disponibili, come abbiamo visto oggi e adesso con Migma G. Nugari. Come diceva giustamente Migma prima, oggi le possibilità di comunicazione sono tali che oggi si può parlare e girare un video dalla vetta del K2 quando solamente 10 anni fa era difficile anche semplicemente trovare un modo di telefonare o di comunicare. Quindi da quel punto di vista è molto più semplice adesso avere i contatti. Quando Mariela mi chiamò il giorno successivo l'evento, io cercai un po' tra gli amici che ho a Kathmandu di trovare un contatto di qualcuno della spedizione che potesse in qualche maniera rispondere a Mariela. Sinceramente non ero talmente sicuro che ci potesse essere un ritorno, un riscontro, ma evidentemente l'entusiasmo con cui Mariela ha scritto ha fatto sì che si scaturisse una risposta immediata con una lettera di apprezzamento e di invito al Nepal e di congratulazioni alla famosa ascensione del 54 che io ho girato a Mariela e credo che sia stata molto contenta di questo apprezzamento che è stato da parte nepalese. Quindi diciamo che la comunicazione è facile, siamo stati fortunati a trovare una persona che dall'altra parte ha capito quella che poteva essere il sentimento di Mariela in quel momento, dopo che il padre aveva avuto la stessa esperienza, anche se anni dopo e in tutt'altre condizioni. Quindi devo dire che insomma è stata un piacevole risvolto di quello che è stato l'evento del 16 gennaio. Io sono contento che Mariela abbia potuto avere una risposta dalla spedizione. Ti ringrazio, grazie a te che siamo riusciti a fare questo. Consideriamo che le ascensioni al K2 dal 54 in poi sono state 306, le ascensioni all'Everest dal 53 in poi sono 6.507. Questo a dimostrare
quanto sia difficile e ardua la salita al K2, quindi un'impresa storica, quella del 54, con i mezzi che c'erano a disposizione allora, un'impresa altrettanto storica, direi quella dei 10 nepalesi che in un periodo invernale sono riusciti ad arrivare in vetta. Certo, certo. Vorrei aggiungere che anche Paolo Zambianchi, che è amico anche di Paolo Nugari, ci siamo consultati tutti quanti, al momento ci passavamo le notizie e tutti e due abbiamo detto bisogna telefonare a Paolo Nugari che ci aiuterà sicuramente. Certo. E Paolo Zambianchi è sempre molto vicino, è un geologo, si è laureato con mia figlia, quindi ecco, abbiamo una... Ecco, è per me come un figlio, insomma. Ecco, io girerei questa osservazione che ha fatto Nugari, ma anche Maria Emanuela Desio a Migma G. Sherpa, che è ancora qui con noi. Just one last question and then we say good night to you, that you waited because it's more than 4 hours after Italy, the Nepali time, no? So it was Consul Nugari was explaining what's the difference between Everest and K2, se lo vuole dire lei, Console, questa evidenza, no? Di cosa vuol dire, no? Salire sul K2 anche quanto a numeri, in inglese a Migma. Yes, Migma, I was saying that the number of people who have submitted the K2 is 306, while those people who have joined the summit of Everest are 6,507, which of course means how difficult is the ascent to K2. It was difficult in 1954 when all the means available were limited, and it's it is still very important in 2021 because you did it in during the winter and for the first time. Yeah. It's really a challenging way to climb the K2. Yeah, if you compare with the numbers of climbers, the number of climber on Everest is almost like 10 times more than K2, because Everest is the highest, and everyone likes to climb the highest, not the second or third one. So if you are in a competition, people always remember those who come first, not the second one, right? So this is the same in mountaineering as well. So people just want to climb the highest one. After they climb the highest, they don't care about the other mountain. If we compare K2 with Everest, then like a K2, we need to trek like for 6 days, and it's mostly on a glacier, and there are no any settlement, no any hotels. But if you go in Everest area, it's also like 6 days trekking, but you can sleep every day in a hotel. There are you'll meet lots of people on the way, and the way is easy, much easier. And the getting to K2 base camp is not that easy, because we have to go through the Baldur glaciers, and it's like on ice, and there are like ice part and covered by rock, and there are lots of places with big rocks, so it's very easy to break your legs as well, because the rocks on the ice, it just gets slipped. When you step there, you just get slipped sometimes, so it's quite difficult. And also the another reason is that now the Pakistani climbers, they are getting better now. Previously they didn't have any knowledge. Now they are getting much better. Previously they didn't have knowledge, and all the foreign climbers who go to Pakistan, they didn't get enough support. So like in Nepal, we have like team for like team from base camp to Khammon. We have a team called Ice Pole Doctor, and they are the expert in making the routes through the big ice walls. And from Khammon to the summit, we had another team again. It's called like route fixing team.
So there are different teams who fix everything, like they will fix the rope all the way to the summit. And the clients who come from foreign country, they just have to click on the rope and they just climb. But on K2, we don't have such team. And another thing is that very less people wanted to go and climb K2 because it's more risky. And the K2 is like it's very steep and it's more exposed to rocky sections. So it's very easy to get rock fall, and lots of people died because of rock fall. And the summit day from Camp 4 to like above the bottleneck. Bottleneck actually is not that risk. Sometimes the ice might fall down, but it's not all the time, but sometimes only. But the way after the bottleneck to the summit, it's like inside is ice. Then after that, it's covered by one layer of snow, which is very soft. Again, it's covered by layer of snow, which is kind of little hard. Again, it's covered by another layer of snow, which is soft. So it's very easy to get avalanche on that slope. So that add another risk. There's only those things made difference. Yes, of course. Thank you. This is appunto ci ha spiegato Migma qual è la differenza, vero Paolo? Abbiamo capito bene qual è la differenza tra appunto il K2 e l'Everest. Sì, ci diceva che già solamente l'avvicinamento al campo base dalla parte nepalese ci sono 7 giorni di camminata, ma si trova sempre da dormire chiuso nelle guest house lungo tutto il percorso, mentre invece dalla parte pakistana ci sono altrettanti giorni che devono essere fatti in totale autosufficienza su un terreno molto difficile, perché sono sassi e rocce coperte da ghiaccio e quindi facilmente si scivola. Dopodiché l'Everest è totalmente attrezzato. Ci sono i cosiddetti Icefall Doctors che preparano la via nella prima parte del percorso, e ci sono poi le corte fisse che sono messe sempre dagli Sherpa nella parte più alta, mentre dalla parte, quindi diciamo che è più attrezzato anche per poter salire, anche se in assoluto comunque è più semplice che non il K2 dove chi vuol arrivare in vetta deve sostanzialmente fare tutto per conto proprio. E il K2 ha ancora il pericolo delle valanghe, soprattutto al bottleneck che diceva, dove c'è la possibilità, infatti alcune delle fatalità che sono occorse sul K2 sono proprio dovute a uno scarico di valanga o di sassi che è stato fatale per chi stava salendo. E comunque concludeva, sì, l'Everest ha avuto 10 volte tanto, se non di più, il numero degli alpinisti che sono saliti in vetta, ma è anche vero che la gente vuole salire sulla vetta più alta, perché del secondo interessa poco, insomma. Sì, ha fatto questa battuta, diciamo, che perché poi è comunque una battuta. Bene, io ho una domanda velocissima per Mima e poi ci salutiamo, ma la prossima vetta, la prossima cima, che cosa, Mima, where will you go next summit, next expedition? Are you already planning a new expedition, maybe a commercial expedition with your clients? Yeah, I'm flying to Pokhara. It's another city in Nepal. So I'm flying to Pokhara on 23rd of March. So next week I fly to the mountain. So first I climb 6,000 meter peak. It's a very popular peak in Nepal called like Thorong Peak, which is like almost 6,045 meters. And after that, I'll fly to Annapurna Base Camp for climbing the deadliest mountain, Mount Annapurna, the 10th highest, but the deadliest one. So if you compare the death ratio on K2 and Annapurna, then on the K2, the death ratio is almost like 25%. And on Annapurna, it's like 36%. So there's huge difference. So Annapurna is considered as deadly mountain. And after Annapurna, I have a team on Everest and Loche. Both are in Nepal. Then
again in June, July, I'll be going back to Pakistan on K2. I got a commercial team there, so I'll be leading the team. Then it goes on. Complimenti, abbiamo sentito il programma dell'attività prossima. Di certo diciamo che non si fermerà solo alle feste, alle celebrazioni per la conquista del K2 d'inverno. Abbiamo ben capito che l'attività è molto intensa e potete anche seguirla perché lui poi ha una sua compagnia, Imagine Nepal, lo trovate tranquillamente appunto sui social e ovunque. Bene, io a questo punto chiuderei l'incontro. Se ci sono altre cose, ringrazio Paolo Nugari anche per avere collaborato anche nell'intervista, nella traduzione, anche a permettere poi anche questo incrocio che continua, questo legame che spero che poi si svilupperà anche quando potremo muoverci e andare appunto in Nepal, come farà Maria Emanuela Desio, che è stata invitata proprio dai salitori del K2 d'inverno. Grazie. Speriamo che non passi troppo tempo. Grazie a Umberto Sello che ha raccontato la storia, l'eredità di chi era Ardito Desio, e anche a Giuseppe Muscio che è poi il curatore. Fra pochi giorni ci sarà auspicabilmente, vediamo comunque l'apertura perlomeno anche simbolica dell'archivio, no? E sarà il giorno dell'anniversario del compleanno di Ardito Desio, no? Che il 18 aprile 1897 nasce a Palmanova, è vero? E quindi il 18 aprile del 2021 l'archivio probabilmente tra qualche giorno diventerà anche aperto al pubblico, è così? Sì, se le condizioni lo permetteranno, volentieri, no? Poi adesso vediamo anche, dobbiamo aspettare comunque l'arrivo della Manuela, perché senza Maria Emanuela non riusciremo mai a fare questa cosa. Quindi ho le valigie pronte, ho la borsa pronta per venire, ma e quindi non me lo permettono. Appuntamento sarà con Maria Emanuela a Udine in presenza e saremo felici appunto di incontrarla anche qui in sede alla Società Alpina Friulana. Io ringrazio ancora Migma G. Sherpa per aver partecipato, essere rimasto con noi in questa serata. Allora, congratulations, thanks again for your help, for participating, and we will follow all your future expeditions and all you do as a guide in Nepal and Pakistan, and also the project of your sisters that are going to climb the 3 highest summit peaks of the 7 continents. Bene, e grazie ancora, grazie a Marco Cabai che è stato alla regia, e credo che concludiamo forse con qualche immagine storica delle tratte dal video. Adesso vediamo, insomma. Intanto io ringrazio tutti e vi invito al prossimo giovedì dell'Alpina che insomma si occuperà di altri temi legati alla montagna. Grazie ancora, arrivederci e buonanotte. Thank you. Thank you. Bye, Thank you, Paolo. bye, Migma. Arrivederci. Take care, bye-bye. Maria, Bye. Arrivederci Maria, mi ha fatto piacere rivederti, anche se il video. E anche a me, vedremo appena ci lasciano, Più vengo che volentieri. a trovarti. Più che volentieri. Grazie mille Alessandro. Ok. Grazie. Io ero alla 13ª spedizione che facevo, quella del K2, quindi avevo una buona esperienza, quindi ho potuto dimostrare che si trattava solo di organizzare molto bene le cose. Era previsto giorno per giorno quello che si doveva fare, se no credo che non saremmo facilmente arrivati al primo assalto a raggiungere la cima. Non potevano esserci errori.
Quindi ci lavorò 6 mesi giorno e notte per arrivare ad avere un'organizzazione tale che le probabilità di insuccesso erano veramente minime. Intanto esisteva un permesso per andare in Pakistan e per andare alla conquista di quella montagna. Nel 1953 fece un viaggio in Pakistan di supervisione e di ricerca, durante il quale peraltro fece una consulenza al governo pakistano per un ghiacciaio che avanzava rapidamente invadendo una vallata. Intervenne anche Alcide De Gasperi a quel momento. Che era amico di suo padre? No, ma probabilmente ha visto anche l'opportunità di ottenere questo permesso per mio padre. Effettivamente arrivò nell'autunno del 1953. E la spedizione sarebbe partita nell'aprile del 1954, fece il suo quartier generale presso l'Istituto di Geologia e lì parteciparono un po' tutti. Piano d'assalto alla vetta del K2. Approvvigionato l'8° campo, secondo il piano stabilito, qui dovrebbero trovarsi 5 alpinisti, B, C, F e G e un caposquadra A. Primo giorno. F e G vanno in ricognizione al 9° campo, mentre D ed E salgono al 6° e al 7°. Poi F e G tornano all'8° campo. Tutti gli alpinisti rientrano ai campi inferiori. Nella vita bisogna chiedersi fino a che punto si può riuscire, però in generale io mi buttavo all'avventura con la fiducia di riuscire.